Una signora anziana è morta stanotte presso la via San Girolamo. È Maria Fiorino, di anni 93. Il suo cadavere è stato trovato all'interno della camera da letto. Non ce l'ha fatta a superare il grave momento in cui le fiamme hanno invaso la sua abitazione. Il suo corpo, trovato bruciato dalle fiamme divampate all'interno della sua casa. I pompieri, la polizia, intervenuti, sono stati impegnati tutta la notte per spegnere l'incendio. Stamani hanno anche chiuso l'accesso al palazzo per accertare le condizioni di stabilità dello stabile, che al momento è posto sotto sequestro. Lei conosceva la vittima? Sì, la conoscevo, la signora era già però da molto tempo che non la vedevo perché era malata la signora e non usciva più di casa. Il problema di accesso al centro storico è stato sempre attenzionato dagli abitanti del quartiere e anche dalla nostra emittente negli anni. Per via delle strade strette i mezzi di soccorso hanno difficoltà ad entrare, come in questo caso. Una maggiore attenzione sarebbe la predisposizione di un piano di evacuazione, lo si chiede da anni, come ci dichiara anche Sara Gallo, che da sempre insieme al papà Mario hanno avuto a cuore le sorti del centro storico per un suo rilancio. Questa notte siamo stati spettatori di una vera e propria tragedia e insieme alle famiglie colpite ci sentiamo anche noi parte lesa, perché questa notte abbiamo avuto la conferma che il centro storico ha bisogno di un piano di fuga per le emergenze, un piano di fuga che comprenda anche una miglioria della viabilità del centro storico, perché se i vigili del fuoco avessero avuto la possibilità di poter far entrare mezzi più grossi sulla base appunto della conformazione del centro storico, perché non è colpa nostra, non è colpa dei cittadini se noi come unici posteggi a disposizione abbiamo la via San Girolamo e di conseguenza quando ci sono delle emergenze e poi i camion, comunque i mezzi pesanti hanno difficoltà a poter passare, a poter entrare, ma c'è di più, a prescindere ci è stato confermato che il nostro comando dei Vigili del Fuoco non ha mezzi idonei per poter intervenire in maniera pronta, celere nei centri storici. Abbiamo tanti strumenti, il nostro comando è molto efficiente e noi li ringraziamo perché hanno fatto un lavoro eccezionale, si sono spesi, sono stati tutta la notte con noi, tutta la notte a lavorare, ma non avevano i mezzi idonei per poter entrare, non avevano un mezzo che potesse entrare qui e poter salire a casa delle persone. C'è stata una vittima e sono rimaste inoltre bloccate delle persone dentro casa che sono uscite soltanto la mattina presto, sono stati tutta la notte in pericolo e noi non lo possiamo permettere, poteva capitare a chiunque. Questa notte è stata sacrificata una vita umana, una vita preziosa, tutte le vite sono preziose e noi non possiamo ammettere una cosa del genere. Tutti i cittadini hanno diritto di poter essere salvati in egual modo, il centro storico ha diritto di essere salvato in egual modo rispetto a tutti gli altri luoghi della città, quindi il mio appello è rivolto a tutte le istituzioni, ve ne preghiamo, aiutate Agrigento, fornite ad Agrigento mezzi idonei per poter aiutare il centro storico in caso di emergenza, si faccia un piano di fuga per le emergenze, perché se fosse successo in vie più strette come la via Neve, la via Francesco Sala, la Madonna degli Angeli, Santa Maria dei Greci e tante altre vie, tutta questa zona Serroi, tutte, potrei nominare tutto il centro storico, sarebbe successa la catastrofe, noi siamo stati in parte fortunati perché come vedrete poi dalle immagini in qualche modo sono riusciti con il camion, con il mezzo più forte tramite tubi con prolunghi a poter spegnere l'incendio, ma se fosse successo in via Neve più avanti questo non sarebbe potuto succedere, saremmo stati costretti ad attendere l'arrivo dell'elisoccorso, non è possibile, ve ne preghiamo, aiutate il centro storico, tutti i cittadini devono avere pari diritti per la propria sicurezza, per la propria incolumità, noi ci sentiamo tutti parte lese e ci sentiamo vittime tanto quanto le famiglie vittime, quindi ve ne preghiamo, aiutateci.